bentornati nel mio canale. In questo video torniamo a parlare di cammini italiani. Nello specifico ci spostiamo nel nord Italia e andiamo ad affrontare un cammino che ha un itinerario più turistico per scoprire i territori attorno al lago di Garda. Quindi non perdiamo altro tempo e cominciamo subito con la storia del Grande Giro del Garda. Il lago di Garda confina con ben 3 regioni nel nord Italia: la Lombardia, il Veneto e Trentino Alto Adige, nonché le 3 province più importanti che sono Trento, Brescia e Verona. Il territorio che circonda il lago, che è il protagonista di questo cammino, è ricco di testimonianze che risalgono fino all'epoca preistorica, passando per l'antica Roma, il Medioevo e l'epoca dei comuni, il Risorgimento e le 2 guerre mondiali. Infatti su questi territori si trovano tantissimi musei, aree archeologiche, castelli, santuari ed eremi. Grazie ai numerosi centri abitati che si trovano lungo il percorso, il cammino è facilmente suddivisibile, quindi in base a quanta capacità fisica si ha, il vostro allenamento oppure la vostra resistenza, potete dividerlo in tappe più o meno lunghe. E per chi proviene da distante è anche possibile effettuare il cammino frazionandolo in più periodi nel corso del tempo, perché tutte le città sono collegate bene dai mezzi pubblici. L'ideatore del Grande Giro del Garda è Giorgio Barchiesi, che ha voluto collegare in un unico percorso uno splendido territorio che conosceva in precedenza a tratti bene e a tratti superficialmente. Verso la fine del 2019, infatti, Giorgio ha pensato che, dopo aver fatto numerose gite in questi territori, ha voluto unire tutti i puntini intorno al lago di Garda, creando un itinerario che lo circondasse completamente, definendo un percorso che fosse fattibile a tappe. La sua intenzione era comunque quella di non creare un percorso che non fosse troppo difficile, non andando a livelli alti di difficoltà, e che rimanesse con la vista del lago per quanto possibile. Dopodiché Giorgio ha condiviso questa idea con alcuni suoi amici, che l'hanno accolta molto volentieri, con molto entusiasmo, e insieme hanno cominciato a definire le tappe e il percorso che fa questo grande Giro del Garda. L'hanno fatto di persona anche per verificare personalmente che tutte quante le tappe fossero fattibili e percorribili. Passiamo adesso alle informazioni tecniche. Questo cammino si fa in circa 12 giorni, quindi nel sito ufficiale è diviso in 12 tappe, però come vi dicevo prima, in base al vostro allenamento è possibile farlo anche in più o meno giorni, perché è fattibile trovare un posto dove dormire anche tra una tappa e l'altra, essendo un luogo molto turistico. In totale il giro misura quasi 200 km, per la precisione siamo a 192 circa chilometri totali, e si parte e si arriva da Riva del Garda ufficialmente. Poi ognuno è liberissimo di prendere e partire da dove vuole, perché essendo un anello si ritorna sempre al punto di partenza. Quando l'abbiamo percorso noi, per esempio, vi lascio qua sopra in alto il video di quell'avventura, l'abbiamo fatto in bicicletta, quindi vi rispondo già alla domanda se è fattibile farlo in bicicletta oppure no. È fattibile, però in alcuni punti le piste ciclabili non sono ancora presenti, quindi è diciamo pericoloso in alcuni tratti, bisogna un attimo stare attenti. Per la maggior parte invece è completamente ciclabile, soprattutto nella parte sud e nella parte del Veneto è tutta ciclabile, quindi senza grosse difficoltà potete fare buona parte del percorso in bicicletta. Mentre nella parte di Limone del Garda, quindi nella parte della Lombardia, ci sono delle strade che sono tutte quante in galleria e sono strette, le strade sono strette. Quando è presente molto traffico, quindi mi viene in mente ad agosto, quando ci sono molti turisti che passano col camper o con gli autobus turistici, diventa pericoloso, quindi diciamo che quella parte lì magari evitatela in bicicletta, a meno che non partiate molto presto la mattina come abbiamo fatto noi in pieno agosto, sto parlando. Poi per il resto dell'anno è abbastanza fattibile. Mentre la parte veneta e del sud del lago, dove c'è Sirmione praticamente, è tutta fattibile in bicicletta, non abbiamo avuto nessuna difficoltà a trovare le piste ciclabili, ed è proprio anche la parte secondo me più panoramica del lago. Il percorso a piedi però è diverso dal percorso in bicicletta, perché il percorso a piedi passa per campagne, piccoli borghi, boschi, casupole, uliveti e frutteti, superando torrenti e cascate. Si cammina facendo delle belle passeggiate in riva al lago,
loro, incontrando centri turistici e superandone le spiagge. Nei punti invece che sono maggiormente in quota si può godere di viste mozzafiato e si possono trovare chiese, castelli, musei, ville, siti archeologici, dando anche soddisfazione a chi è appassionato di storia e di cultura. Le credenziali per questo percorso sono queste qui, le vie del Benaco, che sono fatte in una carta particolare, sembra carta riciclata, però è non lo so, tipo fatta a mano, è molto particolare, molto strana, e queste qui praticamente poi potete raccogliere tutti quanti i timbri degli uffici turistici e dei luoghi che visitate, dei vari hotel dove vi fermate. Io l'ho modificata e ci ho messo le foto della nostra avventura, perché avendolo fatto in bicicletta abbiamo proprio superato la maggior parte dei paesini senza neanche fermarci a fare il timbro negli uffici turistici, quindi l'ho modificato e ho creato, diciamo, questa mappa ricordo di tutti i luoghi che abbiamo visitato, compreso anche la nostra disavventura in macchina, però se andate a vedere i video lì vi spiegheremo proprio cosa è successo, giusto per farsi 4 risate. Quindi le credenziali ci sono, basta contattare gli organizzatori del percorso per farsele consegnare a mano. Io le ho ritirate a San Felice del Benaco, mi hanno detto di andare direttamente lì, quindi è stato il nostro luogo di partenza, non siamo poi andati a Riva del Garda per partire da Riva del Garda, quindi abbiamo cominciato da San Felice del Benaco e alla fine del percorso non è previsto l'attestato. Per chi volesse approfondire la storia di questi luoghi è disponibile la guida ufficiale di Giorgio, sempre scritta da Giorgio, editore Terre di Mezzo, la trovate direttamente nel sito di Terre di Mezzo oppure nel sito ufficiale del cammino. Il periodo migliore per percorrere questo cammino è la primavera e l'autunno, anche se in realtà è percorribile tutto l'anno perché le temperature sono sempre bene o male miti per l'effetto di accumulo termico esercitato praticamente dal lago di Garda, quindi anche d'inverno le temperature scendono di rado sotto allo zero. D'estate invece è più probabile trovare temporali pomeridiani, quindi sì, il periodo migliore proprio per farlo è primavera e autunno. Non c'è una segnaletica specifica da seguire per fare il grande giro del Garda, tanto è che loro mettono a disposizione le tracce GPS scaricabili dal loro sito ufficiale, comunque le trovate anche nel mio canale Telegram, sono già inserite, vi lascio tutte le info sotto nella descrizione. L'unica cosa è che se volete farlo in bicicletta le tracce GPS non dovete seguirle, perché noi le abbiamo seguite per i primi 10 km e per i primi 10 km è stato un saliscendi continuo, infatti siamo sempre dovuti scendere dalla bicicletta, risalire in bicicletta e molte volte i percorsi erano non percorribili con la bici, quindi sì, se lo fate in bicicletta fidatevi delle piste ciclabili e seguite le piste ciclabili, mentre se lo fate a piedi le tracce GPS basta seguirle e andate sul sicuro, andate tranquilli. Bene ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto, se avete qualcos'altro da aggiungere o qualche commento da fare, se l'avete già percorso e volete magari condividere la vostra esperienza, fatecelo sapere sotto nei commenti. Se avete delle domande invece riguardo a questo percorso, di nuovo fatecele sotto nei commenti. In ogni caso io vi lascio il sito ufficiale del percorso e anche il link della playlist, ve la lascio alla fine di questo video. Grazie per essere rimasti con me fino alla fine. Se vi piacciono i cammini italiani iscrivetevi al canale perché io parlo principalmente di quello e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi!